48 gradi a pochi passi dalla Basilica Palladiana, 45 a breve distanza, complice l'asfalto e il sole cocente. Temperature record in questi giorni a Vicenza, città che giovedì ha conquistato il primato di più calda del Veneto con i suoi 35 gradi. E non andrà meglio fra sabato e domenica e lunedì. Colonnina di mercurio ben sopra i 30 gradi, Afi in aumento e con l'Afa anche l'ozono. Il picco in città, ma anche a Schio, dati ARPAV, dove l'area è considerata scadente e la tendenza indicata al peggioramento nei prossimi giorni. Aumentati gli accessi al pronto soccorso, ma a preoccupare i sanitari sono soprattutto bambini e anziani. Avere delle attenzioni oltre che per i bambini, di proteggerli dal sole, il cappellino, gli occhialini, tenerli vestiti in modo fresco, eccetera, e soprattutto per gli anziani che magari vivono soli. Si pensa che siano ancora autosufficienti, in grado di badare a se stessi, ma magari in realtà non lo sono, quindi ai figli, ai familiari, qualche visita in più ai propri parenti anziani, controllare un attimo che in frigo ci sia tutto il necessario, vedere che siano vestiti in modo leggero, vedere che ventilino un po' la casa, che non facciano un uso magari spropositato dell'aria condizionata e che si alimentino e si idratino a sufficienza. Questo proprio perché adesso la vera emergenza è quella degli anziani. Non lasciate soli i genitori, anziani o nonni, la raccomandazione. Intanto in città ci si difende così. Bisognerebbe stare dentro con aria condizionata, non esagerata, però si sono fuori per certe commissioni indispensabili. Metto una maglietta leggera e poi lo sopporto, non ho altre scelte. Vado al mare, sono tornata per un giorno e torno subito al mare. E se tra oggi e domani sarà salto ad altopiano e piscine, per speranze di refrigerio dal meteo si dovrà attendere almeno lunedì.